Io non posso essere nella barca di una regione che rema contro i medici che cercano di curare i pazienti di quella regione. Tra medici di medicina generale e regione è scontro a tutti i livelli. Lo stato di agitazione annunciato dalla FIMG è il risultato di un braccio di ferro che va avanti da anni e non ha portato a nessun esito positivo. Non fa sconti alla gestione regionale il segretario trevigiano della federazione di categoria Brunello Gorini, ospite a Sveglia Veneti. La mancata o errata programmazione regionale, per cui ha creato questo disservizio, il carico assistenziale che è aumentato oltremodo, perché ormai ci sono medici che hanno più di 2000 pazienti, e questo va a scapito dei cittadini. Alla fine della serata il medico è stanco e distrutto, a un certo punto dice: ma chi me lo fa fare? Me ne vado in pensione perché non sopporto più il carico, soprattutto il carico burocratico. Allora uno si aspetta, dice: beh, l'amministrazione mi verrà un po' incontro nel carico burocratico, snellendo questo, snellendo quello. No, assolutamente, anzi, ne aggiungiamo. Fanno un paio di delibere regionali in cui ci complicano la vita dal punto di vista amministrativo. Impossibile trovare un punto d'incontro, malgrado i ripetuti confronti con la regione. Che continua a dire sì, ne parleremo, vediamo, così. È un anno e mezzo che rimanda di volta in volta incontri per vedere di fare un contratto integrativo regionale previsto per legge e che entro 6 mesi, e i 6 mesi sono abbondantemente scaduti, la regione non ha preparato neanche un documento su cui discutere. Evidentemente, attacca Gorini, manca la volontà di arrivare a un accordo con la categoria. E allora, se non hai la voglia, io credo che come categoria medica l'unica risposta sarà entrare, come siamo entrati ieri, in stato di agitazione che preclude a uno sciopero, per cui si renderanno conto, purtroppo non è il momento migliore, ma si renderanno conto i cittadini che la medicina di famiglia, così com'è, non può andare avanti. E la soluzione non è quello che propone la regione, cioè il passare al privato, perché quello è mettere la testa alla ghigliottina.